Se non c'è nessuno, vogliamo aprire la Bibbia e vogliamo insieme leggere un passo in Matteo, capitolo 21. Leggeremo dal primo verso fino al verso 11. Ed è una storia conosciuta. Matteo 21, una storia forse che è sottovalutata, ma è di grande insegnamento. E in questa storia c'è racchiuso un miracolo, che non è evidente, ma è pur sempre un miracolo. Gloria a Dio. Matteo capitolo 21 dal verso 1. Leggiamo scritto così. Vogliamo alzarci in piedi, grazie. Matteo 21, dal primo verso. Quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi. Subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, e altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questi è Gesù, il profeta che è da Nazaret di Galilea. Amen. Vogliate accomodarvi, gloria al Signore. Un episodio forse sottovalutato, non meditato spesso, ed è quello che nella religione cattolica viene definita come la giornata delle palme, no? Vicino alla Pasqua. La domenica delle palme, sì, perché poco più in là poi Gesù, nel giorno di Pasqua, viene crocifisso, risuscita nel giorno di Pasqua, gloria al Signore. E qui viene riconosciuto, entra a Gerusalemme come il re. Alleluia. Viene riconosciuto come il re dei re, Alleluia. il re di Israele. Alleluia, era tradizione che il re entrasse trionfante su un cavallo. Ma invece Gesù non entra su un cavallo, su un'asina, su un puledro d'asina. Ma rimane lo stesso il re, perché è il re che è venuto nell'umiltà. Non come un uomo che manifesta la sua gloria fino a se stessa, ma il re dei re, figlio di Dio, che si offre per tutto Israele, per tutta l'umanità. Gloria a Dio. Alleluia. E se voi avete fatto caso, Gesù dice ai suoi discepoli, li manda, 2 dei suoi discepoli: andate nella borgata che è di fronte a voi, subito troverete un'asina legata a un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte: il Signore ne ha bisogno, e subito ve li darà. Gloria al Signore. Dio manda 2 discepoli a fare qualcosa che era già stato preparato. Li manda e quei discepoli ubbidiscono. E qui vediamo come sia importante la nostra disponibilità verso colui che è il Re. Alleluia, il Re ci manda. Amen.
Alleluia, il fratello parlava dell'evangelizzazione, è vero? Alleluia, quando noi andiamo vogliamo credere che già tutto è stato preparato. Tutto è stato preparato. Anche le persone che dobbiamo incontrare. Tutto è preparato, gloria al Signore. Gesù sapeva che doveva adempiere a una profezia del Vecchio Testamento. In Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, leggiamo proprio di questo avvenimento, no? Molti secoli prima. E anche Matteo, l'Evangelista, lo scrittore di questo libro, del Vangelo di Matteo, ne fa riferimento. In Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, dice così: esulta grandemente, o figlia di Sion. Manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re vieni a te. Egli è giusto, è vittorioso, umile, ingroppa un asino, sopra un puledro di asina. Vedete già? Dio nel suo piano aveva già stabilito. Non solo la venuta di Gesù, aveva stabilito la sua morte, ma anche questo giorno, questo avvenimento nel quale Gesù doveva essere riconosciuto re. Capitolo 9, versetto 9. Alleluia. E Gesù adempie la parola. Gesù è l'adempimento della parola di Dio. Alleluia. Alleluia. E dice così ai suoi discepoli: andate lì in quella borgata, troverete un puledro d'asino e un'asina legati insieme. Scioglieteli, portateli da me. Alleluia. I discepoli non chiesero a Gesù: ma perché ti servono quest'asina e questo puledro? Che cosa devi fare? Ubbidiscono e basta. E così dobbiamo fare noi, dobbiamo ubbidire. Gesù sa quello che fa. Noi vogliamo adempiere alla sua parola. Il Signore farà il resto. A noi sta l'obbedienza, l'adorazione, la preghiera, il servizio. Il Signore sa cosa deve fare. Alleluia. I discepoli vanno e trovano come ha detto Gesù. Magari qualcuno avrà detto: che cosa dovete fare? Il Signore ne ha bisogno. Così ci ha detto Gesù e così diciamo anche a te. Risultato: portarono a Gesù quest'asina e questo puledro d'asina. Erano insieme e insieme li portarono a Gesù. Dove sta il miracolo? Gesù cavalca questo puledro, gli mettono sopra il mantello, Gesù sale sopra, questo puledro. Avete visto come fanno i cavalli, gli asini, no? Come la prima volta vengono montati? Si ribellano, perché non vogliono essere montati sopra. Però Gesù riesce a stare sopra questo puledro che era abituato a stare vicino a quest'asina, per questo li vuole assieme, perché Gesù non vuole creare problemi. Gesù è venuto per risolvere i problemi. Amen. E il miracolo sta qui. Alleluia. In quello che egli fa, no? È meraviglioso. Sale su questo puledro dove nessuno era mai salito. Alleluia. Gli fanno un mantello anche per terra, un mantello per onorare il re, no? Tolgono il mantello, lo mettono a terra e onorano il re che passa. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Poi qualcuno taglia gli alberi, eppure lo onorano così con le palme. E poi gridano: Osanna all'Iddio vivente. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Riconoscono Gesù che viene nel nome dell'Iddio vivente. Riconoscono Gesù, il figlio di Davide, il Messia, il re di Israele. Colui che doveva venire è venuto. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Ma questa folla è una folla particolare, perché qui lo riconosce il re e poi più avanti invece dice: crocifiggilo. Qui lo riconosce il re. Osanna. Sapete cosa vuol dire Osanna? Salva. Signore, salva. Quindi era un popolo che riconosce di avere bisogno
della salvezza. Amen? Amen. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E Gesù entra trionfante, attraversa Gerusalemme, ma poco più avanti, quella stessa folla, molti di essi, gridano crocifiggilo, crocifiggilo. Questo ci fa vedere come l'uomo sia volubile. Alleluia. Una volta dice una cosa e una volta ne dice un'altra. Dio ci dia grazia di stare fermi Amen. Grazie Gesù. alla parola, fermi Amen. nella nostra fede in Cristo Gesù, fermi, non volubili, fermi. Amen. Perché una è la parola, uno è il Signore, uno è l'Iddio vivente e uno è lo Spirito Santo. Amen. Alleluia. Alleluia. Osanna, osanna all'Iddio vivente, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Quindi riconoscono, vedete, che Gesù veniva dall'alto, no? Veniva dallo Spirito, a quel Dio di Israele che per tradizioni hanno sempre adorato, cercato e servito. Gloria al Signore, ma in quel momento Gesù rompe le tradizioni. Gesù è venuto non per dire ancora nella tradizione servite Dio, no? Gesù dice adorate Dio in spirito e verità. Amen. Riconoscete che Dio mi ha mandato. Amen. Grazie Gesù. Io sono l'agnello di Dio che dovrà sacrificarsi per voi, per riconciliarvi a Dio Padre. Gloria al nome del Signore. Ed essendo entrato in Gerusalemme, leggiamo tutta la città fu messa in agitazione. Riuscissimo noi a mettere in agitazione tutto il Cadore. Regis, Amen. in agitazione, ma perché? Alleluia. Chi sono questi che parlano di Gesù? Ma perché sempre ci parlano di Gesù? Quel locale di culto così piccolo, cosa fanno lì dentro? Escono fuori e parlano di Gesù, gloria a Dio. Amen. Alleluia, hanno il cuore di parlare di Gesù, gloria a Dio. Alleluia. Ci portano un messaggio d'amore e di speranza, amen. Amen. Alleluia, questo è il messaggio che portiamo. Messaggio d'amore, messaggio di speranza, la buona notizia. Alleluia. Alleluia, vogliamo dire al mondo che muore nel peccato, c'è speranza. Alleluia. C'è speranza, c'è vita eterna. Grazie. Riconciliati con Dio. Fai pace con Dio per mezzo di Gesù. Accetta Gesù nella tua vita e vedrai come il Signore, il Re dei Re, riempirà tutti i tuoi vuoti. Grazie Gesù. Amen. Amen. Grazie. Alleluia. Sentivo parlare, il Papa diceva una cosa giusta e l'hanno riportata al telegiornale, perché ogni cosa che dice il Papa la riporta al telegiornale, ma per noi sono cose che sempre diciamo e che sempre predichiamo. Diceva il Papa, i ragazzi hanno bisogno di più spiritualità. Il bisogno che loro hanno di rifugiarsi nella droga, nell'essere dipendenti dai computer, dai giochi, dalla realtà virtuale, li porta a qualcosa di brutto. Invece noi dobbiamo portare la spiritualità. Amen. Dobbiamo parlare di Gesù. Dobbiamo portarli a pregare il Signore, a cercare Dio. Cerca Gesù anche nella tua fanciullezza. Cerca il Signore. Alleluia. I tuoi problemi ti sembrano grandi? Cerca Gesù. Sono piccoli, grandi? Non lo so. Certo, quando ero un ragazzo fanciullo mi sembravano grandi i miei problemi. Adesso a 54 anni, pensando a quando ero un ragazzo, dico, non erano un granché, ma il Signore è sempre stato con me. Amen. Alleluia. O grandi o piccoli, il Signore vuole salvare. Gloria a Dio. Religione qualsiasi. Amen. Alleluia. Dio non è una religione. Esatto. Amen. Gloria a Dio. Dio è Dio. Amen. Alleluia. Ci sono questi problemi nel mondo delle religioni, sai? Creano conflitti le religioni. Amen. Si fa guerra per le religioni. Oh, la mia religione è più giusta della tua, ti ammazzo. Punto. Salva la religione. Esatto. Ma dov'è l'amore di Dio? Punto interrogativo. Parli di Dio, ma Dio è amore. Amen.
Non puoi parlare di Dio e odiare il prossimo. È qualcosa che non... Le contraddizioni appartengono al nemico, al diavolo, a colui che è il padre della menzogna. Dio è verità. Amen. Gesù è verità. Amen. Amen. E ci chiama a servirlo e a cercarlo in verità. Amen. Alleluia, amen. Alleluia, anche noi vogliamo dire Osanna. Osanna. Signore, in questo cadore, continua a salvare, salva ancora, prima del tuo ritorno. Alleluia. Gesù è entrato in Gerusalemme sopra un asino, un puledro d'asino, ma verrà il giorno che egli ritornerà sopra un cavallo. È scritto nell'Apocalisse così, che ritornerà sopra un cavallo come un re glorioso, Alleluia. il più glorioso dei re. E allora vedremo la sua gloria, i cieli aprirsi, egli scendere e prendere la sua chiesa in vittoria. Gloria a Dio. Alleluia. Ma in questo grande insegnamento egli ci dice che lui è venuto in umiltà. Dio si è fatto uomo. Poteva venire nella ricchezza, ma è venuto in povertà. Alleluia. Papà era falegname. Alleluia, Gesù. E anche quando è nato non si trovava un posto dove far partorire Maria. Ha cercato qualche hotel, qualche albergo, non c'è posto, erano tutti pieni, mi dispiace. Il papà di carne, ma il Papà spirituale di carne. è il proprietario di tutto. Amen. Non c'è posto. Alleluia. C'è una grotta. Andiamo in quella grotta. E il Signore in quella grotta ha provveduto il calore, Alleluia. il luogo adatto dove far nascere il Re dei Re, che fu onorato da 3 re venuti da lontano, Amen. i cosiddetti 3 re magi, no? Che andarono lì a portare dei doni che si portano solamente ai re. Alleluia. Gesù è, rimane e sarà sempre il Re dei Re, Amen. Alleluia. Signore dei Signori, Amen. colui che Dio ha mandato Alleluia. affinché noi possiamo trovare salvezza. Amen. Nel suo nome c'è salvezza. Amen. Date pace. Nel nome di Gesù c'è salvezza. Gloria. Nel nome di Gesù c'è il perdono. Amen. Amen. Nel nome di Gesù c'è la guarigione. Amen. Grazie Gesù. Alleluia. Nel nome di Gesù c'è la liberazione. Amen. 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 Alleluia, perché egli ha guarito. Amen. Amen. Grazie. Ha salvato, ha liberato. Gloria a Dio. Gloria al tuo nome, Padre. E in quella croce, prima di rendere lo spirito, dice qualcosa di meraviglioso. Grazie Gesù. Padre, tutto è compiuto. Amen. In questa affermazione c'è una gloriosa verità. Grazie Gesù. Tutto è compiuto. Mi hai mandato per adempiere al tuo scopo? Tutto è compiuto. Ho fatto quello che dovevo fare. Il peccato è sconfitto. La morte è vinta. Amen. Amen. In quella croce c'è anche la guarigione per le mie malattie e per le tue malattie. Amen. Grazie Gesù. C'è la cura per tutti quei cuori afflitti e segnati dal dolore. In quella croce c'è quel balsamo che sana ogni ferita. Gloria di Dio. Amen. Osanna l'Iddio vivente. Osanna al figlio di Davide. Perché si rivolgono a Gesù come al figlio di Davide? Perché era così la profezia. Dal re Davide doveva venire il Messia. Amen. Dio fece una promessa a Davide: non mancherà nessuno della tua casa che regni sul mio popolo. Amen. Da generazione in generazione, da Davide fino a Giuseppe, tutti discendono dal re Davide. Gesù veniva chiamato figlio di Davide, proprio per questo, perché riconoscevano in Gesù il figlio di Davide, il Messia che doveva venire. Amen. Alleluia. Veniva anche chiamato figlio dell'uomo, perché egli si presentava come l'uomo perfetto, Alleluia.
colui che predicava la parola e la metteva in pratica. Alleluia. Figlio dell'uomo. Amen. Se un uomo ha un'ambizione, io vorrei essere come lui, come il modello di uomo è Gesù. Gloria a Dio. L'uomo perfetto come Dio vuole è Gesù. Amen. Grazie Gesù. Vogliamo assomigliare a Gesù. Mm. Alleluia. Poi il miracolo meraviglioso, spirituale, che ha fatto di noi non solo il suo popolo, ma anche una famiglia. Possiamo rivolgerci a Dio come Padre? Amen. A me, che bello! Padre mio, alleluia! A volte mi rivolgo a Dio mio, a volte Padre mio, Padre. Quel Padre che a volte non abbiamo avuto. Lui è il Padre perfetto. Amen. Padre mio. Anzi, in ebraico è Abba. Abba, papà. Vuol dire una forma intima di padre. Papà, Abba, padre. Che bello, gloria a Dio. Amen. E poi è scritto che lui è il primogenito. E noi, come figli di Dio, siamo suoi fratelli. Cioè, Gesù è il nostro fratello maggiore. Che bello. Che miracolo meraviglioso. Chi altri può fare questo? Qual è la religione che ci dice questo? Nessuno, perché la religione l'ha ammazzato. Amen. Figlio dell'uomo. Nessuno ci dà questo insegnamento, né questa speranza, né questa vita. Dobbiamo ringraziare il Signore con tutto il cuore, perché è un privilegio servirlo. Amen. Grazie. È un privilegio poterlo riconoscere quale nostro Re. Grazie. Passano gli anni, passano i secoli, Lui è e rimane il Re. Amen. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.